Eccolo Luigi, siamo collegati da casa sua perché abbiamo detto dobbiamo fare il pasticciotto a casa. Allora, partiamo dallo zucchero, 450 grammi, 450 grammi di strutto. Andiamo ad azionare la planetaria, 4 uova. Andiamo a inserire il sale, la nostra farina Colombo. Aromatizzi aggiungiamo l'ammonio bicarbonato. Si produce così, si fa un bastoncino di pasta e andremo a ricavare dei cilindretti. Andiamo a schiacciare la pasta e a realizzare degli ovali di circa 6 cm. L'andremo a farcire con una crema pasticcera. Con una leggera pressione andiamo a premere con la mano concava e andiamo ad eliminare la pasta in eccesso premendo sul bordo della formica. Quando andremo a spennellare soltanto la cupola, a infornare 220-230 gradi per 13-14 minuti. Sentite come è già friabile il nostro pasticciotto.